Siamo alle Ronce, sul Nevegalle, questo è il luogo dove la scorsa notte c'è stata l'ennesima predazione da parte di un lupo. Alle nostre spalle, come potete vedere, c'è un allevamento di ovini. L'anno scorso attaccato, 7 capi sono stati uccisi dal lupo e dall'anno scorso ci sono 3 pastori maremmani che sono gli unici cani da guardiania capaci, in grado di contrastare l'eventuale presenza, l'eventuale attacco del lupo. Il primo avvistamento di un lupo nella palla di confine tra Belluno, Limana e Vittorio Veneto risale al 16 luglio 2017 e da allora è stato un crescendo di predazioni difficili da contrastare. La legge esiste, la legge di contenimento di un predatore esiste, solo che bisogna avere la forza politica per poter contrastare questo. Preferisce non mostrarsi in volto questo cacciatore che ci racconta con estrema chiarezza quale sia la situazione. Noi attraverso quello che siamo in territorio riusciamo all'incirca con percentuale di errore a sapere cosa c'è in territorio, quante possono essere le cucciolate, e non stiamo parlando di fototrappolate, stiamo parlando di animali visti. E sono predatori che si muovono nelle nottate di brutto tempo, come lo è stata quella appena trascorsa. Il lupo attacca e fa morire da viva l'animale e le sofferenze sono inenarrabili anche per chi idealmente va a dormire con un animale. Sotto accusa il progetto europeo Wolf Alps, che ha reintrodotto la specie in 7 zone alpine del nord Italia, solo che la situazione pare essere sfuggita di mano, dice Franco De Bon, responsabile del settore caccia e pesca della provincia di Belluno. Noi continuiamo a monitorare, ma riscontriamo una mancanza di cultura zootecnica e dicendo così lascia intuire che gli allevatori non stanno adottando misure di prevenzione idonee. L'altezza del recinto e la qualità del recinto che propone la regione sono completamente inefficaci. Ci sono filmati che accettano l'altezza di quanto un lupo riesce ad andare dentro e saltare. Negli ultimi 4 casi di asini predati, solo uno era in un recinto protetto. L'auspicio è che venga approvato in fretta il piano di gestione nazionale che tenga conto delle istanze del territorio e che prevede, qualora i sistemi di prevenzione non siano più sufficienti a contrastare le predazioni, a rimuovere il pericolo, che è poi quanto è accaduto con l'orso in Trentino.